Amici sportivi, ben trovati da Massimiliano Graziani. Tutto in una sera per i 90 minuti che decideranno la stagione di Serie B, il finale più emozionante di sempre. 4 squadre in corsa per la promozione diretta, ma solo le prime 2 voleranno in Serie A già da stasera, mentre le altre dalla terza all'ottava posizione andranno ai playoff a caccia dell'ultimo biglietto per la massima serie. Ma in Serie B si gioca già dalle 20:30 con 8 partite in contemporanea. Andiamo alla Sinigaglia di Como per Como Cremonese. Marco Signorelli. Buonasera anche dallo stadio Sinigaglia di Como, qui è il 15° minuto e il risultato è sempre di 0-0 tra Como e Cremonese. Qui i numeri sono diversi rispetto al Via del Mare, ci sono però 1300 tifosi della Cremonese qui presenti. Ora però è il Como che attacca con il sinistro da dentro l'area di Parigini e la chiusura di Valeri in fallo laterale, ma era in fuorigioco Parigini. Stavo dicendo che ci sono circa 1300 tifosi della Cremonese arrivati qui per sognare la Serie A che manca da 26 anni per la formazione grigio-rossa, che nelle ultime giornate si è complicata non poco la vita con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Como che attacca con Blanco che entra in area, la chiusura di Ocoli, ancora il pallone nel mezzo, smanaccia Carnesecchi, è ancora lì in area però il pallone è il destro di Cerri e il pallone fuori, non di molta occasione questa per il Como. Intanto siamo arrivati al 16° minuto, Como 0 Cremonese 0. Studio Di Mariano non ha trovato, chiedo scusa, interviene Como, il vantaggio della Cremonese al 28° minuto, il gol di Carmine. Como 0 Cremonese 1. A te la linea. ti ringrazio Como. E a Como è il 30° il risultato appena cambiato, come detto Como 0 Cremonese 1, la rete di Samuel Di Carmine. Tutto è nato da un tiro da fuori area di Valzania che è stato toccato dal difensore centrale del Como Scaglia, che però non è riuscito a liberare. La sua deviazione è diventata un assist per Gaetano, che all'interno dell'area ha messo un pallone basso nel mezzo per Samuel Di Carmine, che da 2 passi di destro ha calciato alle spalle di Gori, ha battuto l'estremo difensore del Como per il vantaggio della Cremonese. Come detto anche in apertura, oggi ci sono ben 1300 sostenitori della Cremonese qui al Sinigaglia, che su una capienza di circa 5000 posti significa che è un'ottima rappresentanza. Tanti anche i tifosi del Como per questa gara importantissima. Finora c'erano state occasioni da entrambe le parti, forse le più pericolose le aveva avute il Como, in particolare al 23° con una conclusione da 2 passi di Parigini, con un cross dalla sinistra di Ioanno e la scivolata al volo di Parigini che aveva colpito però l'esterno della rete. E poi, come detto, il vantaggio della Cremonese. C'è grande entusiasmo da parte dei sostenitori grigio-rossi che accendono fumogeni e cantano, ma devo dire che l'atmosfera in generale oggi qui al Sinigaglia è quella delle grandi occasioni. Siamo al 41° con il risultato di 1-0 in favore della Cremonese, con il Como però che reagisce al 35°, è andato vicino al gol del pareggio con l'incursione in area di Parigini, la conclusione con il destro sul primo palo e la risposta di Carnesecchi in angolo. Ha fatto bene a provarci il giocatore del Como, perché qui sul Sinigaglia piove, il terreno è bagnato e dunque il pallone può diventare scivoloso. 21:41 minuti, ritorniamo sui campi di Serie B perché sono iniziati i secondi tempi. Da Como perché c'è un calcio di rigore per la Cremonese, siamo al 2° minuto di gioco, dunque calcio di rigore per la Cremonese per fallo del portiere. Il pareggio del Benevento con la Padula al 2° minuto di questa ripresa. Benevento 1, Spal 1, la Padula. Linea allo studio. Allora, stava concludendo Como. A tra poco per il tentativo di trasformazione. Como. E a Como siamo al 3° minuto, il risultato è sempre di 1-0 per la Cremonese, ma terrei la linea ancora qualche secondo perché sta per calciare il rigore la Cremonese. C'è Di Carmine sul dischetto, l'autore del primo gol. L'arbitro sta andando a dire qualcosa ai giocatori che sono al limite dell'area, forse li sta invitando a non entrare prima della battuta. Ricordo anche come è arrivato questo calcio di rigore, con un'uscita di Gori su Baez che era appena entrato in campo, non ha avuto dubbi l'arbitro, che ha indicato subito il dischetto e anche ammonito il portiere del Como. È tutto pronto, la rincorsa di Carmine, il tiro e il gol della Cremonese, il raddoppio della Cremonese al 4° minuto. Il pallone alla destra di Gori, che ha intuito la traiettoria ma non è riuscito a fermare il pallone. Ora tutti i giocatori della Cremonese sono a bordo campo e vanno dai loro tifosi, come detto 1300 presenti oggi qui al Sinigaglia.
quarto minuto della ripresa. Como 0, Cremonese 2, ancora Di Carmine. Frosinone. L'area di rigore della Juventus. Attenzione, Perugia che deve intervenire per segnalare il vantaggio della squadra di casa al 40° minuto con Ferrarini. Dunque cambia questa importantissima partita, come detto 40°, Perugia 1, Monza 0, il gol di Ferrarini. A te la linea. Grazie Brughini. Andiamo a Como. A Como stiamo per entrare nel 43° minuto. Como 0, Cremonese 2. Qui soltanto le barriere di plexiglass fermano i tifosi della Cremonese, che sono praticamente già tutti a bordo campo. Qui la notizia del gol del Perugia è stata accolta come forse più di un gol della Cremonese. Il Como è andato anche vicino al gol del 2-1 con Lagumina che da due passi ha calciato verso la porta difesa da Carnesecchi, una conclusione sporcata anche da un giocatore della Cremonese, e il pallone che ha toccato il palo, ma in questo momento conta davvero poco perché qui è tutto pronto per la festa della Cremonese. Siamo al 43°, Como 0, Cremonese 2. Il Monza sta perdendo per 1-0 ed arrivano i 3 fischi del direttore di gara. Dunque finisce qui, il Perugia batte il Monza per 1-0. Sta di fatto però che con questo risultato il Monza sarà costretto a disputare gli spareggi, a disputare i playoff per andare nel massimo campionato italiano. Perugia batte Monza 1-0. Andiamo a Como. E a Como la partita è praticamente finita, ma c'è un calcio di rigore per il Como, perché c'è stato un fallo di mano in area di Bianchetti, per cui nonostante la situazione è abbastanza surreale, perché ci sono tifosi e giocatori della Cremonese che sanno ovviamente che è finita la partita di Perugia, che stanno già festeggiando, ma in campo sta per essere battuto un calcio di rigore con il capitano del Como Bellemo sul dischetto, che tra poco calcerà rigore concesso per fallo di mano in area di Bianchetti. L'arbitro Gianluca Aureliano di Bologna era molto vicino, ha visto il tocco di mano del giocatore della Cremonese, ha indicato il dischetto. E allora il capitano del Como, la sua rincorsa contro Carnesecchi, la battuta e il gol del Como per il 2-1, ma la partita finisce in questo momento e inizia la festa della Cremonese. La Cremonese torna in Serie A dopo 26 anni. La partita finisce 1-2, 2-1 per la Cremonese, con le reti di Carmine al 29° del primo tempo, il raddoppio al quarto della ripresa sempre di Carmine su calcio di rigore, poi la rete dei padroni di casa in pieno recupero praticamente a tempo scaduto. Alessandria, Vicenza batte Alessandria 1-0, Alessandria in Serie C. Dicevo, la rete a tempo ormai scaduto di Bellemo per il Como, e ora grande festa per la formazione di Fabio Pecchia con i tifosi a bordo campo, qualcuno che tenta anche l'invasione, la polizia che vigila. Al momento la situazione resta comunque tranquilla, c'è spazio soltanto per la festa di una città intera, Cremona, e di una squadra, la Cremonese, che non assaporava la Serie A da 26 anni come detto, e conclude questo campionato al secondo posto. Cremonese che è stata una rivelazione di questo campionato, perché l'estate scorsa in pochi forse avrebbero dato credito a questa squadra, invece i ragazzi allenati da Fabio Pecchia ce l'hanno fatta. Complimenti anche al Como, neopromossa, che è riuscita a ottenere con largo anticipo una salvezza molto tranquilla. L'anno prossimo potrà disputare nuovamente il campionato di Serie B. Dunque il finale dallo stadio Sinigaglia, Como 1 Cremonese 2, Cremonese che torna in Serie A. È tutto da Como.